Il mio approccio a Sardegna Sport, nonostante non fossi più un ragazzino, parliamo forse del 2013, quindi avevo quasi 30 anni, era comunque l'approccio di un bambino che credeva a Babbo Natale. Io dico sempre questa roba qua. Quindi io andavo allo stadio, andavo in curva, tifavo, cantavo, perdevo la voce, il risultato della Torres mi cambiava l'umore settimanale. Ho voluto provare a fare il giornalista anche io. Ho sempre avuto questo sogno di comunque raccontare quello che non si vede, di svelare magagne. Inizialmente non pensavo all'ambito sportivo, però poi, detto molto sinceramente, mi sono detto io le palle per parlare di mafia non ce le ho, capito? Quindi parliamo di sport, che magari un pochettino più... L'argomento un po' più soft. Un po' più leggero, che sicuramente lo è, ma non è stata comunque una passeggiata, perché io entravo, ti ripeto, in maniera estremamente infantile in quel mondo lì, e quindi io vedevo tutto rose e fiori, e ho scoperto in maniera anche abbastanza traumatica quella che è una gestione aziendale di una società. Oltretutto una gestione aziendale di una società fatta male.